Ciao a tutti, è con piacere enorme oggi che riusciamo finalmente a presentare il mazzo del nuovo tarocco siciliano. L'associazione Gioco Tarocchi Siciliani Michael Dammett compie 10 anni proprio nel 2024. Non è un traguardo scontato per una piccola associazione che tratta di un semplice, tra virgolette, gioco e quindi nata per gioco e per un gioco. E quindi in qualche modo è per ringraziare noi stessi e gli amici che in questi anni hanno contribuito sia a realizzare degli eventi importanti come la mostra di Castellorsino e tanti altri, ma anche ad animare le semplicissime serate di gioco che comunque sono un momento bellissimo di conservazione del gioco e di socialità. E quindi l'idea, dopo anni di ricerche, riflessioni, spunti creativi, discussioni su quale poteva essere un'evoluzione da dare al mazzo, questa volta diciamo, abbiamo applicato quella cosa in cui crediamo fermamente, cioè di creare quello che non c'è ma ci dovrebbe essere, quindi farlo come lo volevamo noi, come pensiamo possa servire a fare giocare veramente tutti. In questo caso quindi abbiamo davanti un'evoluzione, la prima evoluzione potremmo dire dopo quasi 150 anni del mazzo di tarocco siciliano, perché quello che ancora oggi è l'unico prodotto commercialmente della Modiano, se lo andiamo a guardare ha praticamente le stesse caratteristiche che avevano i mazzi dell'Ottocento. Quindi la presenza di indici già era una delle invenzioni forse proprio dei mazzi a semi portoghesi, mantenuta appunto dai tarocchi siciliani. Perché però è limitata, diciamo, ci sono dei limiti sia visivi che di praticità di questo mazzo, perché appunto la presenza degli indici solo in un angolo e la presenza di questi indici in questa posizione che danno il seme e la numerazione richiede una disposizione nelle mani molto articolata, quindi 20 carte quando si gioca in 3 o 15 carte quando si gioca in 4 diventano veramente difficili da tenere, soprattutto quando si spiega il gioco a un bambino, a una persona che ha le mani piccole o comunque che non vuole impegnarsi in questa difficoltà particolare. Quindi grazie, soprattutto il primo grazie va al fatto di avere a disposizione anche delle bellissime illustrazioni che sono quelle appunto di Lelio Buonaccorso, che ringraziamo come prima cosa perché diciamo, ha creato proprio in occasione della mostra di Castellorsino quasi sicuramente possiamo dire le più belle illustrazioni di sempre sui tarocchi siciliani. Abbiamo fatto questo sforzo appunto di stampare in una prima edizione limitata in 100 copie una versione quindi nuova. Vi sto facendo vedere nel mentre le varie parti del nostro bellissimo scatolo. Approfitto per ringraziare anche Corinne Corsaro, che è il grafico che si è occupato un po' di revisionare il lavoro sulle carte fatto da me, e poi soprattutto di creare questo bellissimo scatolo, dove troviamo un po' tutte le cose importanti da sapere. In particolare, per esempio, per chi lo comprerà all'estero, per gli inglesi che giocano con piacere a questo gioco e con cui sono in contatto, avranno la possibilità di avere immediatamente col QR code la versione delle regole in inglese. Andando dentro il mazzo, come leggiamo qui, troviamo già per la prima volta tante cose che mai ci sono state in un mazzo di tarocchi siciliani. C'è innanzitutto un pieghevole di alta qualità con tutta la parte di storia del gioco, quindi la parte introduttiva su storia, le caratteristiche generali del gioco, del mazzo e in generale quali sono le cose appunto che hanno guidato la nascita di questo nuovo mazzo, e poi tutte le regole in sequenza che ovviamente continuano poi nella seconda facciata, quindi c'è la possibilità di avere un sistema completo delle regole. Entrando all'interno del mazzo poi troverete ovviamente perfettamente confezionato il mazzo. Come prima carta avrete appunto l'asso d'oro che è stato mantenuto, anche se chi conosce il gioco sa che non viene utilizzato o viene utilizzato meglio in alternativa al 4 d'oro in molti giochi, che riporta appunto la data di stampa e il riferimento alle copie, oltre che il nome dell'autore ovviamente. E andando alle caratteristiche tecniche, quindi prendendo le carte in mano, vi faccio sentire un po' il bellissimo suono. Ci ritroviamo appunto delle carte per la prima volta intanto di altissima qualità. Abbiamo visto le dimensioni sono analoghe a quelle del mazzo storico. La differenza è che è un formato bridge, quindi uno standard
proprio per un uso anche con mani piccole e finalmente anche per la presenza degli indici. Dal punto di vista tecnico sono carte, sono 65 carte, 64 da gioco, appunto compreso l'asso, più una carta per la prima volta con tutti gli obiettivi del gioco, che sono quelli che valgono per chi gioca il gioco di Mineo. Cioè, scusate, questi sono i punteggi del gioco che sono identici in tutta la Sicilia, il modo in cui si conteggiano le carte, i valori di punteggio, un promemoria. E qui invece abbiamo gli obiettivi del gioco di Mineo, quindi anche un riferimento facile per chi gioca. Parliamo di una stampa in quadricomia su carta patinata opaca, spessa, grammatura 350 grammi, quindi sono delle carte molto, molto resistenti, a cui viene sovrapposta una plastificazione opaca aggiuntiva, che quindi le rende ovviamente ad alta leggibilità, senza riflessi, resistenti e durabili. Il formato appunto è quello bridge, abbiamo detto, adatto quindi anche per mani piccole e per fare anche ventagli di 20 carte senza nessun problema di visualizzazione, ovviamente. Il design quindi è stato pensato e concepito proprio per consentire una giocabilità assoluta, quindi facilitata per chiunque. Sto scorrendo, come vedete, per la prima volta alla presenza degli indici posizionati ai 4 angoli, quindi con la possibilità di dare sostanzialmente un perfetto posizionamento a destri, mancini indifferentemente. E poi, a parte ciò, le carte di trionfi per la prima volta hanno una serie di integrazioni, la presenza della stella per distinguere il fuggitivo, la presenza dello 0 che finalmente identifica la miseria come carta precedente all'1, quindi chiunque, anche chi non ha mai giocato, può adesso mettere in sequenza nella maniera corretta la carta della miseria. E poi sulla bellezza, ovviamente ho già detto, vediamo scorrere assolutamente le più belle carte di trionfi di tarocchi siciliani che mai sono state disegnate, probabilmente grazie all'Elio. Quindi è bello anche avere uno strumento appunto di qualità, ma anche bello in mano quando si gioca. E per quanto riguarda il dorso, è un omaggio fondamentalmente a quello di Concetta Campione, che era l'ultimo produttore che in Sicilia ha stampato carte da gioco e da tarocchi in particolare, rielaborato ovviamente con la presenza dei semi e del logo dell'associazione. Avete visto anche che per quanto riguarda le carte di seme, la presenza adesso degli indici anglosassoni, quindi della sequenza re, regina, cavallo o cavaliere, che anche in inglese c'è la parola analoga in francese, e Jack, quindi per il fante, che qui ovviamente è la donna nelle carte siciliane, ci consente proprio una facilità di lettura e di sequenza di tutte le carte. Dal punto di vista grafico sono stati recuperati i colori rossi delle spade che c'erano nei mazzi ancora ottocenteschi e di Concetta Campione, e semplificati in un'unica colorazione appunto per un'immediata leggibilità sia le spade sia i bastoni, in modo che non ci siano confusioni con elementi di due colori come succede con quelle Modiano. Stesso discorso per le coppe e l'oro, che sono stati distinti sia in termini un po' di colorazione, sia grazie al simbolo ormai diventa facile e senza rischi di errori, diciamo, la distinzione tra l'uno e l'altro. I trionfi, avete visto, anche hanno un dorso grigio che facilita subito l'identificazione, diciamo, anche rispetto alle altre carte. E quindi spero proprio che sarà un modo per portare veramente a giocare tutti ai tarocchi siciliani, e quindi mi auguro che lo apprezziate e che lo possiate comprare al più presto. Un abbraccio.